Presidente Serracchiani, lei ha salutato con favore l'impegno dei sindaci di Ligosullo e Trepocarnico di avviare un processo di fusione. Ma assolutamente, credo che sia la direzione giusta, anche perché questa crisi ci ha posto delle sfide nuove, abbiamo capito che da soli è più complicato e difficile, mettersi insieme è invece a volte spesso la soluzione. Qui devo dire che i due sindaci, insomma, dimostrando anche una maturità importante, ma soprattutto anche guardando a delle realtà vicine, penso a quanto sta accadendo nella provincia di Trento, dove le aggregazioni che partiranno dal prossimo anno sono molto numerose, riducono in numero sostanziale il numero dei comuni, soprattutto in montagna. Credo che queste siano indicazioni sulle quali concentrarsi. In montagna si tratta soprattutto di avere strumenti efficaci che combattano lo spopolamento, che ci permettano di rafforzare i servizi e che mettano in condizione le nostre amministrazioni di fare massa critica. Io penso che questa sia la direzione da intraprendere e ringrazio, devo dire, i due sindaci perché penso davvero che oggi inizi un percorso molto importante.